TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Sono state ore di apprensione, ma la vicenda è terminata a lieto fine. È stato infatti ritrovato a Udine il 29enne veneziano autistico che da giovedì sera non aveva fatto ritorno a casa. Il giovane si era allontanato dalla zona di Sant'Alvise a Venezia intorno alle 17:30. L'ultima volta che era stata segnalata la sua presenza era alla stazione di Venezia Santa Lucia. Probabilmente il ragazzo era salito a bordo di un treno che l'ha portato, come detto, oltre il confine veneto fino a Udine, dove hanno avuto termine, con esito positivo, le sue ricerche. È quanto riportano le testate giornalistiche locali. Parliamo di sanità. La comunità scientifica internazionale ha di nuovo riconosciuto l'eccellenza della cardiochirurgia dell'ospedale di Mestre. Il video che documenta uno degli interventi operatori eseguiti all'Angelo, infatti, si è classificato al quinto posto tra i migliori al mondo nel corso dell'anno appena concluso. Il riconoscimento ci giunge dalla classifica Top Cardiac Procedure Videos of 2024, spiega il primario di cardiochirurgia Domenico Mangino, stilata dal portale internazionale CTS-Net, punto di riferimento per cardiologi e cardiochirurghi di tutto il mondo. Pubblicata a fine dicembre, questa graduatoria seleziona i video di interventi specialistici più interessanti per la particolarità e l'innovazione delle procedure documentate. Il nostro video, classificato al quinto posto, illustra un intervento complesso, denominato in termini scientifici Commando Procedure, eseguito su una paziente di 30 anni affetta da endocardite batterica. Cambiamo argomento. Un nuovo centro multiservizi, uno spazio completamente rinnovato a servizio della comunità. È il risultato del recupero e rifunzionalizzazione dell'ex scuola di Trivignano. Il Comune di Venezia ha pubblicato la manifestazione di interesse esplorativa per l'assegnazione dei nuovi locali di via Castellana. Sulla copertura un nuovo impianto fotovoltaico fornirà energia rinnovabile alla struttura. L'immobile sarà destinato a un centro polifunzionale di assistenza alla persona. Nell'edificio troverà collocazione anche la farmacia comunale. Il Comune di Venezia ha avviato la procedura di manifestazione di interesse di soggetti interessati ad assumere in concessione 3 locali dell'ex scuola di Trivignano, al fine di integrare le attività di carattere sociosanitario con quelle di natura sanitaria. Le istanze devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 28 febbraio 2025. E il Comune di Mirano invita la cittadinanza alla presentazione pubblica della prima comunità energetica rinnovabile e solidale di Mirano, denominata CERS Mirano One, lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 18:45 nella sala conferenze Nella e Paolo Herrera, in via Bastiafuori numero 58. Verrà spiegato che cos'è, il suo funzionamento e quali vantaggi si possono ottenere diventando soci. CERS Mirano One si è posto l'obiettivo di realizzare un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile al servizio di soci e sosterrà iniziative solidali. Si rivolge a tutti i cittadini di Mirano, senza più limiti di cabina primaria, nonché alle piccole e medie imprese, alle associazioni, agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali aventi sede operativa nel comune. Indicazioni per diventare soci verranno fornite nell'incontro del 3 febbraio. Non è previsto alcun costo a carico del socio, ad eccezione della quota associativa. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.